see our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Ciao da Nicolette, sono nella sede della Confartigianato e ho trovato sto banchetto dei bimbi bellissimo e allora torno un po' bimba anch'io. E ti leggo questo. Un giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. Non si era fatto male, ma non poteva uscire dal pozzo. L'asino continuò a ragliare sonoramente per ore, mentre il proprietario pensava al da farsi. Finalmente il contadino prese una decisione crudele, perché non trovava nessuna via per poterlo salvare. Concluse che l'asino era ormai molto vecchio e che non serviva più a nulla. Il pozzo era secco e in qualche modo bisognava chiuderlo. Non valeva pertanto la pena di sforzarsi per tirar fuori l'animale dal pozzo. Al contrario, chiamò i suoi vicini perché lo aiutassero a seppellire vivo l'asino. Ognuno di loro prese un badile e cominciarono a buttare dentro al pozzo la terra. L'asino non tardò a rendersi conto di quello che stavano facendo con lui e pianse disperatamente. Poi, con gran sorpresa di tutti, dopo un certo numero di palate di terra, l'asino rimase quieto. Secondo te perché? Secondo te che soluzione può avere trovato l'asino per andare oltre, per riuscire ad evolversi e per riuscire a salvarsi più che altro? Il contadino alla fine guardava sul fondo del pozzo e rimase sorpreso da quello che vide. Ad ogni palata di terra che gli cadeva addosso, l'asino se ne liberava scrollandosela dalla groppa, facendola cadere e salendoci sopra. In questo modo, in poco tempo, tutti videro come l'asino riuscì ad arrivare fino all'imboccatura del pozzo, oltrepassare il bordo e uscirne tortando. Morale, intanto ti leggo questa, poi ti dico la mia. La vita andrà a buttarti addosso molta terra, ogni tipo di terra, principalmente se sarai dentro un pozzo. Il segreto per uscire dal pozzo consiste semplicemente nello scuotersi addosso la terra, che si riceve nel salirci sopra. Quindi accetta la terra che ti tirano addosso, poiché essa può costituire la soluzione ad ogni problema. Cosa vuol dire? Quante volte nella vita succede che eventi, situazioni ci facciano prendere delle decisioni strong o comunque ci facciano sentire di essere sommersi dalla terra o di cadere nel pozzo, e quando poi sei nel pozzo magari c'è qualcuno che infierisce e ti continua a tirare la terra addosso, e ci sono persone che sono lì che piangono e muoiono soffocate e dicono: perché a me, cosa ho fatto io alla vita? E invece c'è qualcun altro che, come l'asino, si scala la terra di dosso e fa di quella porta apparentemente chiusa un'opportunità. Perché te lo dico, non lo so perché, con uno strano nodo alla gola è un punto di riferimento per me, il nodo alla gola, che mi porta a capire che quello che sto dicendo mi colpisce molto, quindi probabilmente tocca anche le mie corde dell'anima, perché pensa, ogni cosa quando non sai perché succede chiediti: e di questo ora non so perché è successa, ora so che magari mi fa un po' male, però so che nel tempo tutto avrà un senso e so che nel tempo mi farà essere ancora più forte, come l'asino che ha capito che la terra che ti possono buttare addosso può essere veramente un'opportunità. E quindi, proprio perché, come nell'asino, riesce ad uscire e come il letto di un fiume arriva sempre dove deve arrivare nel tempo, buone scrollate di terra. Ciao, ciao, ciao!